Un po' parrucchieri, ma spesso anche, naturalmente tra virgolette, psicologi. Parte tutto sommato da questo l'evento Il cliente al centro, bellezza, immagine e gestione emotiva, organizzato da CNA Benessere Veneto e dedicato ad acconciatori ed estetiste, una giornata di lavori alla quale ha partecipato un folto numero di giovani studenti e studentesse, che è stata anche occasione per fare il punto sulle novità, ma soprattutto per delineare l'attualità del settore benessere in Veneto, che nonostante il grave impasse subito con la pandemia è in forte ripresa. Il settore dell'estetica sta vivendo un momento particolare. Da un lato c'è l'aumento di richieste da parte della clientela, dall'altro la difficoltà di trovare personale, senza contare la concorrenza sleale. Del resto, mai come ora i clienti chiedono un'esperienza a 360 gradi, non ci si reca più nello studio per un semplice trattamento estetico, ma si desidera sentirsi speciali. È molto importante investire nella formazione, ma non bisogna soffermarsi solo in una formazione tecnica, ma anche una formazione su quello che riguarda la sfera psicologica ed emotiva del cliente. È importante capire cosa i clienti vogliono da noi oggi e come differenziarci per essere al passo con i tempi. Per questo i temi della formazione delle competenze sono posti al centro di strategie e programmi di investimento delle imprese attraverso l'organizzazione di percorsi formativi ad alta specializzazione. Accanto a questi temi, innovativo è stato il coinvolgimento della psicologa Chiara Volpicelli per mettere a fuoco il concetto che prendersi cura di sé abbraccia una gamma molto più ampia di emozioni e stati d'animo e si riflette sulla propria autostima e sulla percezione che di sé ognuno offre agli altri nella propria quotidianità. Oggi è molto più complesso proprio perché in realtà i parrucchieri sono a disposizione vera e propria dell'emotività del cliente, che in quel momento cerca un'esperienza emotiva, una coccola, un affetto e anche riuscire ad essere più belle possibili, quindi diventa veramente difficile in questo senso gestire tutte quelle che sono sfumature emotive che il cliente porta dentro di sé, e in questo senso il parrucchiere ha bisogno di formarsi un po' su quella che è appunto l'emotività di se stesso, perché va gestita, che andrà incontro all'emotività appunto del cliente. La difficoltà di queste due cose è legata al fatto che c'è una relazione che si instaura anche soltanto per quell'ora e bisogna imparare a non prendere le cose sul personale, ma è una parte molto complicata, così come orientarsi maggiormente alle esigenze appunto emotive di chi ci troviamo di fronte. Fare il parrucchiere richiede molte esperienze che una volta erano più settorializzate nella parte tecnica del lavoro. Oggi invece appunto la parte emotiva occupa un grande spazio nel rapporto con le persone, che quando vengono nei nostri saloni si devono sentire come a casa e quindi accolte e uscire soddisfatte e alleggerite dagli impegni che ci sono della vita lavorativa.